Allora, ci sono altre questioni, adesso ripassiamo la parola a Maria Pistorello e poi vediamo appunto la risposta politica per quanto riguarda il discorso degli investimenti dei pensionati, che è doverosa. Sì. Prego. Sì, io voglio ricordare agli ascoltatori, ai telespettatori e alle telespettatrici, voglio ricordare che lo SPI CGIL è a loro disposizione. Noi abbiamo tantissime sedi sparse in tutto il territorio, sanno che per sapere qual è la sede, se non conoscono il posto, dov'è la sede più vicina alla loro casa, possono chiamare la sede provinciale e avere l'informazione. Elenco telefonico c'è tutto. Nell'elenco telefonico c'è tutto, magari nelle prossime trasmissioni riporterò la tabellina così si possono scrivere il numero di telefono, ma ricordo che è in corso l'attività di controllo delle pensioni. Noi abbiamo fatto la campagna 100 piazze, che poi il nostro segretario organizzativo Daniele Tronco qui presente potrà dirci che invece sono state molte più di 100, dove abbiamo proprio portato anche fuori dalla nostra sede sindacale la comunicazione che noi, ma l'abbiamo anche fatto poi in piazza questo lavoro vero e proprio, ma abbiamo portato fuori l'informazione che noi facciamo il controllo della busta paga del pensionato. Questo modello che ha un nome, che si chiama modello BSM, ma in pratica è il resoconto dei redditi che prende il pensionato, dove c'è scritto il reddito lordo, ci sono scritte le addizionali, c'è scritto se ha o no delle maggiorazioni sociali, se ha gli assegni familiari e via discorrendo. Allora, facendo questi controlli, io ricordo che noi possono venire da noi non solo per fare il controllo, ma anche per poter acquisire questa busta paga del pensionato che l'INPS ormai da 3 anni non manda più a casa, ma anche la certificazione dei redditi. Naturalmente adesso, attualmente, se vengono entro quest'anno, ma anche i primi dell'anno prossimo, possiamo fare il controllo sulla busta paga del 2015, dal 2016 poi per febbraio, così l'INPS mette in linea questa documentazione e noi la potremo acquisire per loro. Allora, facendo questi controlli, noi ci siamo resi conto che quasi il 30% delle pratiche che noi controlliamo, delle pensioni che noi controlliamo, ha diritto ad avere da pochi euro a tanti euro al mese in più. Il 30%, quindi attenzione, ci sono degli errori. 3 buste paga su 10, stiamo parlando però di pensioni basse, pensioni che sono al massimo fino a 750 euro mensili lordi. Ma magari perché sono anche quelli che sentono l'esigenza di andare ad attivarsi, gli altri tutto sommato stanno anche bene, potranno avere qualche diritto, però non si attivano. Però ricordo invece che anche per quelli che hanno di più, che hanno anche i 1000, i 1200 euro, vengano da noi, perché potrebbe essere che hanno diritto ad avere gli assegni familiari del coniuge e magari, siccome non hanno fatto la domanda, e io l'ho spiegato ancora, no? Ci sono diritti, maggiorazioni alcune persone e incrementi che l'INPS non li dà così automaticamente, li dà solo se il pensionato fa domanda. Quindi vengano da noi anche quelli che hanno il reddito eventualmente più alto, perché la percentuale di errori, chiamiamoli errori, non sono errori, è che proprio scatta questo meccanismo. Se tu fai la domanda ti riconosco questo tuo diritto, se non fai la domanda il diritto non ce l'hai. Poi hanno diritto anche ad avere 5 anni di arretrati, eventualmente una volta scoperto il diritto. E non è poca cosa, è importantissimo questo. Una battuta finale proprio relativamente al discorso delle banche. Sì, allora il problema delle banche è un problema grandissimo, riguarda tutti, non riguarda certo solo i pensionati, le persone anziane, però le persone anziane sono più esposte al rischio, perché la cosa che si è verificata è che, diciamo, la sottoscrizione di questi titoli, di queste obbligazioni particolari ha coinvolto soprattutto le persone meno, diciamo, competenti dal punto di vista. La situazione che si è determinata comunque è molto estesa. Noi abbiamo attivato come sindacato dei pensionati un'attività che ai primi di gennaio lanceremo su scala nazionale assieme alla Federconsumatori, perché vogliamo dare un'assistenza a tutti quelli che si rivolgeranno a noi
per avere, diciamo, una consulenza. Poi c'è il caso specifico che è concentrato sulle banche che adesso hanno subito il commissariamento, e quindi lì c'è proprio anche una questione specifica legale, perché lì siamo in presenza in molti casi di possibili truffe fatte ai danni di persone inconsapevoli che poi quanto estesa è questa cosa lo verificheremo nelle prossime settimane, perché lì la cosa che sta emergendo, io dico purtroppo perché questo rende un'insicurezza abbastanza diffusa. Assolutamente. E quindi è importante andare un po' coi piedi di piombo calmi, perché il tema del risparmio in Italia è un tema molto delicato. Assolutamente. E quindi non è interesse di nessuno generare panico o allarme ingiustificato, ma per primo il governo deve assumere delle decisioni molto precise che diano garanzie a tutti i cittadini tanto sulla catena del controllo, perché non è possibile che ci siano nel sistema bancario che non ci si accorga che c'è una situazione di particolare gravità. Adesso in Veneto noi abbiamo anche 2 esempi molto noti. Non siamo a quel livello lì, però sono persone che hanno rimesso un sacco di soldi, sapendo che qui siamo in un campo anche che è riferito agli investimenti. Chiaramente che se uno pensa di investire in azioni deve essere molto consapevole, profondamente consapevole che sono investimenti di rischio. Poi se qualcuno ti vende un'azione o un'obbligazione rischiosa facendotela passare per è chiaro che lì siamo sul confine della truffa. Sì, prego. Noi, come ho detto prima, nel mese di gennaio attiveremo una serie di iniziative anche sul territorio per dare una specifica informazione. Già abbiamo fatto qualcosa in Veneto, perché per esempio per i cittadini coinvolti a Vicenza, nell'area del Vicentino e nell'area del Trevigiano, la Federconsumatori, che come sapete è una struttura, ha un legame con un'espressione anche della CGIL, ha avviato delle assemblee pubbliche con i cittadini coinvolti e anche come strumento di informazione. Perfetto, allora magari siamo arrivati al termine, aggiorneremo i nostri telespettatori, poi sarà possibile avere anche un rappresentante, un esponente di Federconsumatori con voi presenti, magari proprio all'inizio di gennaio, per dare maggiore tranquillità, per far capire che anche appunto il sindacato in qualche modo si sta muovendo e quindi sostiene, perché poi peraltro la persona che si è suicidata, si diceva prima, era anche dell'ospedale CGIL, per cui sono tantissimi anziani, perché sono persone giovani, ma soprattutto gli anziani, che sono coloro che per anni di lavoro sono riusciti anche a risparmiare e hanno questa mentalità, per cui la questione è assolutamente di grande importanza. Ci sono tante le novità che sono emerse. A questo punto io vi auguro a tutti quanti voi un buon Natale, naturalmente. Altrettanto a lei e ai nostri telespettatori. Appunto ci riseguirete in replica a partire dalla vigilia, no, anzi dal giorno di Natale in poi le nostre puntate. Anzi, il giorno di Natale noi avremo una trasmissione dedicata proprio al Natale, però poi seguiranno tutte le nostre repliche e all'inizio di gennaio, subito dopo la Befana, riprenderemo le nostre trasmissioni anche con lo SPCGL. A questo punto potremo fare il punto della situazione banche, cosa sarà successo, cosa si prospetterà, ma anche il punto della situazione legge di stabilità tirata una linea, e quindi vedremo se tirare un respiro di sollievo oppure che cosa fare, che cosa sarà da pronunciarsi. Benissimo, grazie ancora, buon proseguimento. Noi però ci vediamo naturalmente. Serene festività a tutti. Grazie.